Autonomia, il governatore Zaia presenta al Consiglio regionale il disegno di legge sul referendum, è la partita di tutti, non mollerò di 1 millimetro e spiega lo statuto speciale e un altro percorso e su questo deciderà il Consiglio. Si fingevano badanti, prendevano contatto con anziani potenziali clienti e poi razziavano le loro case mentre erano a messa. Coppia di stranieri arrestata dai carabinieri a Padova. Caos in A13, all'altezza della zona industriale di Padova, tir perde la ruota e centra un furgone che nello scontro prende fuoco, 2 feriti e traffico in tilt in autostrada. Il procuratore di Vicenza Cappelleri in audizione alla commissione sulle banche, gli ispettori di Banca Italia furono fuorviati dai vertici dell'istituto, dice, e assicura nessun rischio prescrizione per l'inchiesta. Fatture false per 1 milione di euro nei guai un imprenditore padovano, la finanza sequestra 650.000 euro di beni all'uomo. Alla tradizionale Corri in Rosa nel Trevigiano a novembre, una presenza speciale, la piccola figlia di Elisa Girotto, la mamma quarantenne scomparsa per tumore e che aveva regalato alla figlia 18 doni prima di morire. Turismo in crescita a Treviso, lo dicono i dati dell'ufficio statistica della regione, più 15% di presenze in 2 anni ed è sempre più vicino il ritorno di Marco Goldin con una grande mostra. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che torna a parlare subito di autonomia dopo l'esito del referendum. Perché? Perché poco fa il governatore Luca Zaia era in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, un'audizione per parlare non solo dell'esito del referendum ma anche del disegno di legge regionale che di fatto deve dare il via alla trattativa con Roma, un lungo discorso di Zaia appunto sull'esito e sul futuro di questa trattativa. La sta seguendo questa giornata a Palazzo Ferrofini per noi Ilaria Marchiori, allora cedo subito la linea a te Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai già anticipato tu, ci troviamo qui a Palazzo Ferrofini dove alle 10:30 si è riunito il Consiglio regionale e ad aprire proprio i lavori è stato il Presidente Luca Zaia. L'ha voluto fare proprio per poter parlare, discutere col Consiglio di quanto accaduto domenica dopo i risultati del referendum e allora vi facciamo subito ascoltare alcune parti del discorso del governatore a tutto il Consiglio regionale. Penso che i veneti abbiano dimostrato un grande segno di civiltà. In un momento nel quale non c'è partecipazione, di aver capito e dimostrare che se sei chiamato a discutere, quantomeno anche se per un referendum consultivo, che i veneti hanno voluto partecipare. Ci vedo un grande segno di civiltà. Qualcuno dice in giro che abbiamo l'anello al naso, qualcun altro dice che sono tutti immuni a quelli che sono andati a votare. Io penso che sia la dimostrazione che questo è un popolo. Parlo da Veneto a dei veneti, parlo da Veneto e dai veneti. La gestione sarà quella di chiedere tutto quello che è possibile e sarà la volontà di portare avanti questa trattativa, un impegno mio formale che avvenga nell'ambito dell'alveo dell'istituzione, è il referendum dei veneti e quindi avrò massimo rispetto nella trattativa. Non indietreggerò di 1 millimetro. Abbiamo cercato in maniera molto complessa ma anche diciamo organizzata di presentare un programma, un DDL che rappresenti un vero e proprio programma di negoziato. Le 23 competenze, i 9 decimi di gettito per finanziarle e quindi c'è un'analisi anche molto dettagliata rispetto a questo tema di 9 decimi, dopo ne parleremo, e le specifiche competenze. Di fatto i giuristi, gli esperti ci dicono che se trasferissimo in maniera ideale le 23 competenze con le opportune declinazioni nell'applicazione nei territori, restando all'interno dell'alveo della legge e nel rispetto ossequioso di quello che c'è scritto in Costituzione, ci porta in un regime di fatto, ma non di diritto, questa è un'altra confusione della campagna elettorale, di fatto come la Regione Trentino-Alto Adige, non di diritto perché la Regione Trentino-Alto Adige in Costituzione è una delle regioni a statuto speciale. Ed infine ha approvato lo statuto, un disegno di legge regionale, statale di iniziativa regionale per lo statuto autonomo, che non c'entra nulla con questa partita referendaria. Io ho visto anche come si vede delle interpretazioni sono fuori. Questo è un impegno che mi sono preso io, ma è più morale, perché nel peregrinare in giro per il Veneto spesso arrivava questa istanza. Ho detto onde evitare che ci sia sempre il solito furbo che poi la tira fuori, io ho la soluzione perché non l'avete portata, poi sarà il Consiglio regionale nei tempi, nei modi che vedremo in futuro a dire se è a favore di questo ulteriore progetto di legge oppure no.
Ecco, abbiamo dunque sentito le parti salienti del discorso del governatore Zaia a tutto il Consiglio regionale. Qui insieme a noi c'è il Presidente Roberto Ciambetti. Mi pare una giornata importante, una giornata peraltro rispettosa della legge, perché la legge proprio prevedeva che dopo il referendum il Presidente della Giunta venisse a riferire in Consiglio regionale. È stata depositata oggi la proposta di legge della trattativa con lo Stato, quindi da lunedì inizia il lavoro nelle commissioni, un momento assolutamente importante e appunto fondamentale nella procedura che parte dal Consiglio regionale verso Roma per riuscire a ottenere le 23 competenze che chiediamo e soprattutto le risorse per poterle gestire. Infatti proprio il governatore ha detto: noi non indietreggeremo. Penso che sia anche una cosa abbastanza vincolante per noi, aver avuto oltre 2.300.000 voti che hanno dato un mandato chiaro sia al legislatore regionale ma anche al legislatore nazionale, ci impone di fare una trattativa che sia chiara, che sia anche muscolare se serve, perché i Veneti ha dato un messaggio chiaro: competenze e risorse per migliori servizi ai nostri cittadini. Grazie al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Naturalmente dopo l'intervento del governatore Zaia è stato il momento dell'intervento delle opposizioni. Il primo a parlare è stato Piero Ruzzante, che ha sottolineato soprattutto la sua contrarietà alla richiesta di statuto speciale. Poi è stata la volta di fracasso del Partito Democratico, in cui ha detto no insomma, alla richiesta di indipendenza, e anche lui per quanto riguarda il no allo statuto speciale, e poi il Movimento 5 Stelle con Berti che invece ha detto: togliamoci tutti la nostra maglia politica, indossiamo quella del Veneto per i veneti, proprio perché questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, chiedendo tutto quanto è possibile proprio per la nostra regione. Per il momento da Palazzo Ferrofini è tutto, restituisco la linea allo studio se non ci sono altre domande. Nicola. No, Ilaria, hai anticipato la mia domanda, che era appunto sulle reazioni delle opposizioni. Grazie e buon lavoro. Si è parlato molto della questione dello statuto speciale, lo ha spiegato anche oggi il governatore Luca Zaia, dicendo: un'altra partita deciderà il Consiglio. Ma allora, per capire anche il nodo di del tema dello statuto speciale, abbiamo sentito tecnicamente uno dei cervelli, diciamo, del progetto di questa sfida autonomista, ovvero il costituzionalista Luca Antonini. Sentiamo. Da un punto di vista costituzionale non c'è alcuna incompatibilità tra quanto previsto dal quesito referendario di domenica e la decisione di Palazzo Balbi di richiedere il riconoscimento del Veneto come regione a statuto speciale. È l'analisi tecnica di Luca Antonini, costituzionalista, che spiega come la regione Veneto abbia avviato due percorsi nel rispetto della Costituzione: uno, alla luce del risultato del referendum, è rivolto al governo, l'altro diretto al Parlamento. È pienamente legittimo che la Regione, a fronte del risultato del referendum, decida di avviare la trattativa per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, quindi ottenere le competenze in 23 nuove materie e le relative risorse. Indirettamente poi c'è un altro percorso che la Regione, nella propria autonomia, decide di attivare, che è quello previsto dall'articolo 121, secondo comma della Costituzione, che dice che in ogni momento la Regione può, quando lo richiede, presentare un disegno di legge costituzionale alle Camere. La richiesta di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale rientra nell'alveo costituzionale, spiega Antonini, che poi chiarisce anche su cosa si sia pronunciata la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si era espressa dicendo che non si poteva fare il referendum sull'autonomia speciale, ma non aveva detto che la Regione non può presentare disegni di legge al Parlamento anche in materia costituzionale, anzi ha detto il contrario. E proprio il professor Luca Antonini sarà l'ospite di questa sera di 20:10, puntata da non perdere, perché quindi si parlerà proprio dell'autonomia, della sfida dell'autonomia, con uno dei principali protagonisti del team che ha reso possibile questa sfida. Quindi stasera puntata di 20:10 da non perdere con il professor Luca Antonini. Adesso andiamo a Padova e chiudiamo questa pagina ampia sul referendum per l'autonomia e sull'autonomia. La cronaca ci porta, dicevamo, nel Padovano, perché una coppia è stata arrestata dai carabinieri, si fingevano badanti per derubare gli anziani. Ci dice tutto in diretta telefonica il nostro Federico Fusetti, che ha seguito la conferenza stampa dei carabinieri. Federico. Sì,
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono una coppia di stranieri e sarebbero, secondo i carabinieri, responsabili di centinaia di furti in appartamento. Il Veneto è solo una delle regioni colpite da questi Bonnie e Clyde del Veneto, perché in realtà avrebbero prima del Veneto colpito anche in Toscana, Lombardia e Trentino Alto Adige. Una coppia di stranieri è finita in manette, lui nordafricano, lei romena, insospettabili, difficili da individuare proprio perché si spostavano continuamente. Secondo le indagini lei si proponeva come badante o come colf, riusciva così ad avere informazioni sullo stile di vita, sulle abitazioni, sugli indirizzi di alcuni anziani, oppure li contattavano e li avvicinavano anche nella vicinanza di parrocchie o addirittura di chiese, e poi quando avevano la certezza che gli abitanti erano fuori, spesso per esempio in chiesa per il Santo Rosario, loro intervenivano nell'abitazione, in particolare l'uomo, e la svaligiavano, soprattutto oggetti preziosi, monili in oro, orologi, e l'uomo poi seguiva da lontano un po' le mosse dei residenti proprio per essere sicuro che non fossero in casa. Si calavano addirittura dalle grondaie per entrare nell'appartamento. I carabinieri sono riusciti a risalire a loro, hanno fatto irruzione in una affittacamere della zona di Sant'Angelo di Piave di Sacco e hanno recuperato una parte di refurtiva, circa 30.000 euro, ma come dicevo sono convinti i carabinieri che siano molte altre le abitazioni svaligiate, anche perché la donna è stata trovata in possesso di un'agenda nella quale veniva proprio segnato colpo per colpo la refurtiva, che poi veniva recuperata e rivenduta. Sono accusati di ricettazione e le indagini sono ancora in corso. A voi la linea. A Federico Fusetti, sempre a Padova, all'altezza della zona industriale, un incidente in A13, incidente incredibile perché un tir che ha perso la ruota si è schiantata contro un furgone in corsa. Vediamo. Una ruota di camion che vaga impazzita per l'autostrada A13 dalle parti del casello di Padova, zona industriale, e un furgone con 2 persone a bordo che non riesce a evitarla. Davvero una brutta esperienza verso le 7 del mattino per i 2 occupanti di un camioncino che si sono visti colpire da una ruota di camion. Il loro furgone è finito rovesciato su un fianco e ha preso fuoco. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Abano e Padova. Un automobilista ha aiutato i 2 a uscire dall'abitacolo in attesa dell'ambulanza che ha portato gli sfortunati automobilisti all'ospedale. Danni anche per altre 2 auto che hanno urtato la ruota sulla sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Sempre dal Padovano un giro di fatture false scoperto dalla Guardia di Finanza, fatture false per oltre 1 milione di euro, nei guai appunto un imprenditore a cui sono stati sequestrati beni per 650.000 euro. 1.138.000 euro di fatture per operazioni inesistenti che tra il 2012 e il 2016 gli avrebbero permesso di risparmiare illecitamente tra IVA e IRPEF ben 665.000 euro. Al termine di una complessa indagine dei carabinieri, la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato ad un imprenditore di Cittadella, titolare di una ditta che opera nella realizzazione di capannoni industriali, denaro, titoli, autovetture e immobili per un valore complessivo di oltre 650.000 euro. Una denuncia penale scattata anche per l'imprenditore che ha emesso le fatture false. Segnalate alla procura anche altre 4 persone, 3 sono accusate di concorso in emissione e utilizzo di fatture false, una di riciclaggio. Allora torniamo a parlare delle ex banche popolari, nello specifico di Banca Popolare di Vicenza, perché stamane era prevista l'audizione in commissione, la commissione d'inchiesta sulle banche a Roma del procuratore di Vicenza Cappelleri. Allora sentiamo in diretta telefonica da Vicenza la nostra Vanessa Vanzato. Come è andata? Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Crack delle popolari, non rischia la prescrizione. Il processo per aggiotaggio ostacola l'attività di vigilanza agli ex vertici della Popolare di Vicenza. Il termine arriverà solo tra 2021 e 2024. Così il procuratore di Vicenza Antonino Cappelleri, in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche. Cappelleri ha spiegato come il processo riguardi il periodo 2012-2014. Non siamo andati a ritroso in questa ricerca, ha detto, anche per motivi concreti legati proprio alla prescrizione. Cappelleri
ha assicurato un impegno serrato da parte sua e dei suoi collaboratori. E da quello che ha fatto emergere il procuratore Capoberico, gli ex vertici della Popolare di Vicenza avrebbero nascosto e fuorviato agli ispettori della Banca d'Italia e la Consob una serie di operazioni come quelle cosiddette baciate per sopravvalutare il patrimonio quindi e ingannare i risparmiatori. Tra l'altro la conduzione degli affari della Banca Popolare di Vicenza sarebbe stata concentrata, ha dichiarato, in poche persone, non condivise in maniera consapevole da tutti i componenti del CDA e del collegio sindacale. A questo proposito, ha spiegato Cappelleri alla Commissione, l'azione penale è stata promossa nei confronti di un numero non così elevato di persone, sono 8 gli imputati, tra cui, ricordiamo, l'ex presidente Gianni Zonin. Per il momento questo è tutto, vi ricevo la linea. Grazie anche a Vanessa Banzatto. Adesso a Vittorio Veneto, siamo nella Marca Trevigiana, dove è avvolta nel mistero la morte di un'anziana deceduta dopo un mese di coma. È giallo intorno alla morte di una 66enne di Vittorio Veneto deceduta dopo un mese di agonia all'ospedale vittoriese, dove era arrivata con un ematoma al cervello. Operata d'urgenza, l'anziana era caduta in coma, dal quale non si era più risvegliata. Sarà l'autopsia ora a chiarire le cause del decesso che, stando alle prime ipotesi e alle testimonianze dei vicini di casa della donna, potrebbe essere stato causato dalle percosse subite durante una lite con un conoscente. Ma quanto accaduto in quelle 4 mura domestiche resta ancora avvolto nel mistero. Non ci sono infatti sul tavolo degli inquirenti denunce che possono ricostruire i fatti, ma al momento solo il racconto di chi abita in zona e conosceva la vittima, seguita dai servizi sociali e supportata da un tutore che l'aiutava per la gestione economica. Se si possa trattare dell'ennesimo femminicidio lo potranno dire solo le indagini, che attendono dall'esame autoptico le prime importanti risposte. Nel veneziano adesso, specificatamente a Marghera, 2 episodi ancora una volta di controllori dell'autobus aggrediti. La storia è sempre la stessa e purtroppo è dura a morire, perché c'è sempre qualcuno che crede sia possibile usare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto e farla franca. Non può essere così, e pur tuttavia, non appena i portoghesi vengono colti in fallo, invece di porgere le proprie scuse e incassare la sanzione, non è raro vederli andare su tutte le furie. A farne le spese sono sempre i controllori. 2 di questi, guardie giurate di ACTV, l'altra sera sono stati aggrediti e picchiati da 2 facinorosi senza biglietto. Gli episodi sono accaduti in zona Marghera, il primo in via Fratelli Bandiera, dove un extraurbano diretto a Dolo si è dovuto fermare dopo che a bordo un 32enne del Mali si è scagliato contro il controllore che l'aveva sorpreso senza biglietto. L'uomo è stato identificato dalla polizia, che l'ha denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sempre a Marghera, ma sul tram, un veneziano scoperto senza ticket ha preso a pugni il controllore, che ha rimediato un trauma al naso e la rottura di un paio di denti. Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha subito fermato e denunciato il responsabile dell'aggressione. Un'altra aggressione, ma è una storia completamente diversa, che viene da Venezia, centro storico, una storia incredibile. Studente fa pipì in calle, viene picchiato dal gestore del Baccaro, a cui poco prima il giovane aveva chiesto di poter utilizzare la toilette. È finito il pronto soccorso dopo aver ricevuto botte anche alla testa. È il finale della storia incredibile accaduta l'altra sera in zona Campo Santi Apostoli a Venezia. Il protagonista è uno studente friulano di 24 anni che aveva chiesto al titolare di un Baccaro la disponibilità della toilette. Il gestore, che si stava apprestando a chiudere il suo locale, avrebbe risposto tra il serio e il faceto qualcosa del tipo: se vuoi puoi farla fuori. Il ragazzo non si è fatto pregare 2 volte, mosso dall'urgenza del suo bisogno fisiologico, così ha fatto, scatenando l'ira del titolare del Baccaro, che è uscito dal locale per picchiarlo. Lo studente ha raccontato i fatti al pronto soccorso, dove è stato trattenuto in osservazione per tutta la nottata, prima di portare il referto ai Carabinieri di Venezia per denunciare l'accaduto. Adesso alla pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. È una storia di cui ha parlato tutta Italia, la storia, ricorderete, di Elisa Girotto, la mamma di 40 anni di Spresiano, morta un mese fa a causa di una forma aggressiva di tumore al seno, e che aveva
regalato 18 doni alla sua bimba piccola per ricordarsi di lei, per fare in modo che si ricordasse di lei fino ai 18 anni di età. Ebbene, proprio quella bimba tra qualche settimana parteciperà insieme alla nonna alla Corri in Rosa, la tradizionale manifestazione per la lotta contro il cancro. La sua storia aveva oltrepassato i confini veneti, commuovendo tutta Italia per il coraggio dimostrato durante la malattia che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari a soli 40 anni. Elisa Girotto se n'è andata poche settimane fa, lasciando l'amato marito Alessio e la figlioletta di 1 anno, alla quale, come ultimo gesto d'amore, aveva donato 18 regali, da qui fino al compimento della maggiore età. Anche nel giorno dei funerali era ben chiara la volontà di tutti di mantenere per sempre vivo il ricordo di Elisa, ed è proprio per onorare la sua forza e il suo coraggio che il 19 novembre a San Bendemiano alla Corri in Rosa ci sarà anche la sua bimba in passeggino insieme alla nonna e alle amiche della mamma. Quella corsa organizzata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno, alla quale Elisa aveva partecipato anno dopo anno. Testimonianza ne sono le maglie che proprio il marito Alessio ha trovato nell'armadio, indossate dalla moglie nelle ultime 8 manifestazioni. Elisa ci sarà anche quest'anno, nel cuore della sua bimba e di tutte quelle donne che come lei hanno affrontato la battaglia più difficile contro il male, che a volte, come nel caso di questa mamma, riesce a vincere, ma che in tanti altri casi viene sconfitto. Ed è proprio questo il messaggio che a San Bendemiano le donne lanceranno nella loro corsa in rosa. Lo dico ad antenna, come sapete è la possibilità di segnalare a noi, alle nostre telecamere, ai nostri giornalisti quali sono i disservizi della vostra città, come sempre lo spazio dedicato a voi con redazione@antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e whatsapp. Parliamo adesso di turismo invece, turismo, industria trainante del Veneto e anche a quanto pare della Marca, visto il boom che c'è stato negli ultimi 2 anni, non solo in provincia ma anche in città capoluogo. Sono i dati statistici dell'ufficio regionale. Intanto arriva anche il Natale trevigiano. Turismo nel capoluogo dal settembre 2015 all'agosto di quest'anno, arrivi in crescita del 15% con una lieve prevalenza di stranieri, merito anche della mostra sugli impressionisti e della Dunata degli Alpini. Albergatori soddisfatti, ma è boom di bed and breakfast. Da un 15% grosso modo di crescita negli alberghi a un 33% di crescita nei B&B, nei bed and breakfast, quindi questo è un altro dato da analizzare. I dati degli alberghi è da tenere presente che forse se avessimo qualche albergo in più in centro aumenteremo ancora di più la presenza. Picchi di incremento delle presenze negli uffici turistici, gli yacht, anche del 115%, addirittura del 195% all'aeroporto, e dal 19 novembre la città si vestirà a festa per il Natale. Negli ultimi 3-4 anni c'è stato un continuo miglioramento sia del turismo estero che quello interno di casa, e siamo fermamente convinti che sia proprio da questi eventi che vengono creati, questa successione di eventi. Il dato che ci è molto piaciuto è questa quotidianità della crescita, quindi è anche la base della candidatura a Treviso Capitale della Cultura. Tutta la grande attrattività culturale della nostra città ha portato sempre più persone a scoprire la nostra bella città, e molti dicono che è una bellezza inaspettata. E fra l'altro è in corso una conferenza stampa proprio in questi momenti, in questo momento con il sindaco Manildo e con Marco Goldin, nel quale pare insomma si preannuncia il ritorno nella città capoluogo di Marco Goldin con una mostra. E proprio di turismo si parlerà fra pochissimo, a ore 13, si parlerà proprio con l'assessore Paolo Camolei del Comune di Treviso, che abbiamo visto nel servizio. Si parlerà insieme a Federico Capraro, presidente di Federalberghi Treviso, e con Maria Manente, direttrice del CISET. Quindi gli obiettivi del turismo a Treviso e non solo, a ore 13 fra pochissimo, mentre questa sera, ve lo ricordo, a 20:10 il professor Luca Antonini, giurista e costituzionalista, per parlare del referendum per l'autonomia, o meglio della sfida dell'autonomia, il percorso, la trattativa con Roma. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà dunque un'altra giornata soleggiata. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto alta pressione in deciso rinforzo, splendida giornata di sole e tempo stabile ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature massime saranno attese sui 16-20 gradi, valori minimi previsti sui 5-10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà un'altra giornata all'insegna del sole prevalente, un po' di nubi sparse qua e là, ma del tutto innocue. Le temperature massime sono attese sui 17-19 gradi, valori minimi previsti sui 6-7 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo ovunque, salvo poche nubi sparse e qualche addensamento sulle Alpi di confine. Le temperature sono in generale aumento con massime sui 22-26 gradi, valori minimi attesi sui 4-6 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo, localmente calmo nella laguna di Venezia, i venti deboli, settentrionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.